Però anche lì adesso c'è un aumento di sensibilità su questo argomento, a livello di trend di mercato parliamo, c'è una crescita esponenziale di prodotti a base vegetale, cruelty free, plant-based, cose del genere, sono tanti termini che prima non si sentivano, adesso invece sono molto più comuni sugli scaffali dei supermercati e su anche altre tipologie di prodotto, anche tipo le pelli fatte dalle bucce d'arancia e cose del genere. Sì, perché molti si scordano o ignorano che non si tratta solo di cibo, cosa mangi, ma anche di la cosmetica, la moda, sono tutte industrie e mercati che finora si sono basati sullo sfruttamento degli animali. Mhm. Quindi questa cosa, se parliamo di sostenibilità per gli animali, va rivista, cioè va dato spazio alle alternative.